Siamo puntuali come sempre, ogni martedì, questo nostro spazio dedicato al pianeta sanità. Chi ci segue sa che ogni volta che c'è questa trasmissione, vale a dire tutti i martedì, una nostra troupe raggiunge una postazione di un ospedale in Calabria per raccontare quello che trova la nostra troupe giornalistica, e offrendo la possibilità ai cittadini di esprimere ciò che pensano in merito a quello che sono i servizi offerti da un settore che mai come in questo momento conosce una fase buia, assai buia. Con me in studio c'è il presidente di Demoscopica, Raffaele Dio. Grazie per essere qui con me. Grazie a voi per avermi invitato. Ci farà vedere delle schermate, come si chiamano in gergo, che riguardano la sanità, l'offerta sanitaria in Calabria. Però prima di vedere questa schermata io vorrei fare un primo collegamento con la nostra Rosalba Baldino, che si trova nell'ospedale di San Giovanni in Fiore, è in diretta per noi. Rosalba, tu mi senti? Sì, direttore, ti sento perfettamente. Noi siamo all'interno dell'ospedale di San Giovanni in Fiore. Vedete, alle nostre spalle c'è il servizio di oncologia e con noi il responsabile, il dottor Antonio Caputo. Vogliamo proprio insieme a lui fare un viaggio, inoltrarci nel reparto per farvi vedere come è strutturato, perché quando parliamo di ospedali di montagna spesso si pensa a servizi che non ci sono. Guardate questa sala d'attesa. Dal punto di vista dell'umanizzazione è davvero molto ben pensata, molto ben curata. Siamo in un momento in cui il servizio è finito, dottore. Voi avete lavorato fino a pochi minuti fa. Sì, fino a poco fa abbiamo fatto il servizio di chemioterapia e di ambulatorio oncologico con visite, ecografie e quant'altro. Come dicevamo, questa è la sala d'attesa, che per noi servizi oncologici la sala d'attesa e la reception è il punto più importante, perché noi sappiamo che è fondamentale accogliere nel miglior modo possibile il paziente oncologico, che già sfortunato di per sé deve avere quella umanizzazione, quella accoglienza che è alla base delle successive terapie mediche o di altra natura. Dicevamo, direttore, che qui a San Giovanni in Fiore 1000 rottametri di altezza, più di 18.000 abitanti, fare la chemioterapia lontano da qui diventa un problema. Ecco perché è stata proprio una vittoria quella di avere questo servizio di oncologia, e pensate, sono 160 le persone che afferiscono a questo servizio. Sì, come follow up noi abbiamo tutte le persone che hanno subito interventi chirurgici, che adesso fanno i controlli periodici, sono più di 160, e poi abbiamo i trattamenti di chemioterapia, che anche quelli sono al momento circa una ventina, che evitano ai nostri pazienti di fare i cosiddetti viaggi della speranza, o quantomeno di andare molto lontano da qui, perché sappiamo che il centro più vicino di chemioterapia è Crotone, che dista 65 km, o Cosenza, stessa distanza. Quindi diciamo che essendo un paese di montagna ed avendo un bacino di utenza abbastanza grande, pensiamo che oltre i 18.000 di San Giovanni, circomprensorio vicino, se arriviamo a 25-30.000, e la patologia neoplastica qui è abbastanza frequente, come d'altra parte in tutte le altre zone del nord. Dottore, questo è l'ambulatorio di oncologia, qui vengono effettuate le visite? Sì, qui vengono effettuate le visite di follow-up, i controlli periodici, ed in più abbiamo l'ecografo, per cui il vantaggio in questo reparto è che le ecografie vengono fatte da me e dal collega oncologo Scalise, che lavora insieme a me in questa struttura, in questo ambulatorio. Direttore, vi vogliamo anche far vedere altro, ossia l'ambito dove viene svolta la chemioterapia, perché forse qualcuno pensa, riferendosi ad un ospedale di montagna, probabilmente a dei locali non all'avanguardia. Diciamo che qui non è così. Assolutamente no. Io, quando arrivai qui circa 10 anni fa, fu una delle mie priorità quelle di avere degli ambienti confortevoli, perché ovviamente i pazienti devono essere messi nelle condizioni migliori possibili per affrontare i trattamenti. Quindi ho preteso che ci fossero
delle poltrone che rappresentano, diciamo, la principale cosa per questi pazienti. Devono stare comodi, sono poltrone elettriche, come vedete, senza nessuna cucitura, e questo per favorire, per non creare degli ambienti poco idonei, cioè soggetti ad infezioni. Come vedete, tutto a norma, c'è il ricircolo dell'aria, poi abbiamo messo i televisori con le cuffie, per cui questi pazienti godono di tutte, diciamo, le attenzioni possibili anche dei nostri infermieri, ed è fondamentale, ecco, in ogni momento della loro terapia che ci siano delle persone vicine che li accolgono e che li coccolino. Questa è una cosa fondamentale su cui noi ci basiamo. Quindi abbiamo creato degli ambienti idonei al loro comfort. Certo, direttore, voglio soltanto dirti, prima di restituirti la linea, che ci sono 2 sale siffatte e c'è però un problema, che è quello di un'attrezzatura importante che manca, che è il mammografo. Sì, purtroppo è da qualche mese che il mammografo non è più disponibile, in quanto un mammografo datato, e per cui per noi è fondamentale, perché noi sappiamo che la sopravvivenza nel tumore della mammella, che è uno di quelli più incidenti, è legata alla diagnosi precoce, e se noi non possiamo fare diagnosi precoce attraverso la mammografia, noi sappiamo che queste persone che andranno incontro purtroppo a patologia tumorale avranno una diagnosi più tardiva, le cure saranno più tardive e la sopravvivenza sarà minore. Ecco perché è fondamentale avere un mammografo che ci possa consentire di fare diagnosi quanto più precocemente possibile. Da chi dipende avere o no il mammografo? A chi va rivolto l'appello? Guardi, questo dovrebbe essere chiesto questo al commissario e al direttore sanitario. Credo che in primis sia un fatto che riguardi la direzione generale, quello di far sì che, credo sia in programma. Io sono fiducioso perché ci è stato promesso che il mammografo presto arriverà. Io sono molto fiducioso perché è uno strumento senza il quale non si può fare diagnosi, quindi la gente ovviamente si rivolge in altri centri, e per cui li perdiamo come diagnosi precoce. Questo è un gravissimo handicap. Certo, allora questo primo collegamento si chiude su questa richiesta importante, il mammografo, perché è davvero un'attrezzatura salvavita. A te la linea. Ma io non mi sarei aspettato una struttura così bella, accogliente all'interno dell'ospedale, però avete sentito proprio dal medico che lavora all'interno del reparto, il primario del reparto, diceva: beh, noi però abbiamo bisogno, potete abbassarmi il ritorno per cortesia dalla diretta, ecco, ho bisogno del mammografo, cioè, perché sennò come puoi fare diagnosi, come puoi fare prevenzione, come è possibile immaginare? Questa gente poi dove va? È costretta ad andare in altri ospedali, oppure alcuni rallentano, alcuni non... essendo impossibilitati a raggiungere, non so, Crotone, Cosenza, Catanzaro, Reggio, allora che fanno? Ritardano, no? Sì, la visita di controllo, e poi quando scoprono di avere una situazione di difficoltà che devono risolvere, magari il tempo perso poi pesa nell'economia delle strutture che poi sono abilitate alla cura. Infatti, direttore, quando guardavo queste immagini, adesso dico una cosa molto semplicistica, probabilmente anche banale, però da semplice cittadino guardavo quelle sale attrezzate e ho pensato: caspita, c'è anche del buono nella nostra sanità. E poi pensavo: ma è possibile che è così complicato, che la burocrazia... Fai tutto questo e poi manca un po'... Cioè, è possibile che non si riesca a dotare l'ospedale di un nuovo mammografo? Ripeto, probabilmente è una cosa che dico davvero in maniera molto semplicistica, da semplice cittadino, però pensare che in qualche modo la farraginosità dei meccanismi finanziari, la burocrazia
possa in qualche modo ritardare uno strumento importante per la prevenzione e per la vita delle persone, determinante. Mi sembra, esatto, determinante, mi sembra un contrasto in essere, però ripeto, non è un'accusa a nessuno, è soltanto una valutazione. Però qui anche i cittadini dovrebbero far sentire la loro voce, cioè non si può rimanere mesi e mesi aspettando un mammografo. Cioè in un reparto che è adibito alla cura dei tumori, no? Alla fase, come dire, poi dell'aggressione al male, prima tu devi stabilirlo qual è l'entità del problema che ha il paziente, e se ti manca lo strumento principe, che è quello che ti consente diagnosticamente, no? di fare un esame della situazione, poi diventa difficile, diventa complicato. Sono strumenti tecnologici che sono indispensabili in ospedale. Immaginate ospedali di montagna, poi quanta gente, magari lì d'inverno, la neve, l'impossibilità di muoversi, con una certa facilità, crea e aumenta il peso poi della problematica. Io penso adesso che in termini proprio di opinione pubblica che come dire, la partecipazione attiva anche dei cittadini a volte sia legata a quando tu o qualche tuo familiare vive direttamente la patologia. Se non vivi il problema... Se non lo vivi, diciamo, la partecipazione è minore. Ecco perché questo tipo di servizi che noi facciamo, questo viaggio negli ospedali, per individuare le carenze che ci sono, per segnalarle, per fare in modo che i cittadini non debbano soffrire di un qualcosa che magari non dipende direttamente da loro, ma dipende da chi gestisce, chi si muove, chi organizza, chi struttura proprio la risposta sanitaria sul territorio. Ma noi, dicevi? Infatti nell'indice di performance sanitaria che cerchiamo di aggregare queste tematiche. Vediamo un attimo questa prima schermata, che cosa viene fuori da questa prima schermata. Questa è? Ecco, la prima schermata è l'indice di performance sanitaria, questo è il terzo anno che lo presentiamo. Che cos'è in sostanza? Noi prendiamo 8 indicatori, sono quelli che chi ci sta guardando in questo momento vede in basso, e sono la soddisfazione dei servizi sanitari, la mobilità attiva, la mobilità passiva, il risultato di esercizio, le famiglie in disagio economico, le spese legali, i costi della democrazia e la speranza di vita. Cioè sono per noi degli indicatori che messi insieme danno in qualche modo una performance, una graduatoria del sistema sanitario regione per regione. Come siamo messi? Allora noi abbiamo diviso, guardate, verde, viola e rosso. Sono 3 aree, le regioni sane, le regioni influenzate e le regioni malate. Al primo posto, se voi vedete, si collocano quasi tutte le regioni del nord, con il Trentino Alto Adige, all'ultimo la Campania e in ultimo proprio la Calabria. Ecco, devo fare una battuta, ma fino a un certo punto. Le aree sono 3. Dai dati che noi abbiamo rilevato, se le aree fossero 4 e ci fossero anche le regioni in coma, oltre alle sane, le influenzate e le malate, secondo noi la Calabria sarebbe sola in una quarta area, che sarebbe delle regioni in coma. Questo te lo dà dai numeri elaborati, no? Assolutamente sì, perché la Calabria è quasi ultima in tutti questi indicatori. Vi faccio un esempio, non so se riusciamo a mandare una schermata successiva. Eccola qui. Eccola qui. Se guardiamo con attenzione, per esempio, la soddisfazione dei servizi sanitari, il 18,4% dei calabresi hanno dichiarato di essere soddisfatti per i servizi sanitari. In Italia, questo è il confronto, la stessa percentuale è al 37%, quindi molto più alta. Poi, mobilità passiva, ci sono circa 56.000 cosiddetti viaggi della speranza, sono circa 310.000 in tutto il sud Italia, e noi abbiamo visto che la maggior parte di questi viaggi della speranza producono evidentemente dei costi, la mobilità passiva, ma anche dei costi dei familiari. Allora noi abbiamo stimato più o meno in 100 milioni di euro i costi che le famiglie calabresi devono ogni anno sostenere per recarsi in sistemi sanitari che non sono calabresi, cioè in altre regioni. E poi abbiamo il risultato d'esercizio, cioè quanto pesa in qualche modo l'inefficienza in termini di costi. Bene, in Calabria meno 28,1 euro per cittadino, questo in qualche modo è il risultato d'esercizio in negativo, in Italia è il meno 12,6.
E ancora, le famiglie in disagio economico, questo è importante perché l'inefficienza in qualche modo, la cattiva performance sanitaria incide anche sulle famiglie. Fermiamoci qui un attimo, torneremo a vederlo tra pochissimo. Adesso torniamo invece in diretta dall'ospedale di San Giovanni in Fiore, perché Rosalba avrà raggiunto qualche altro reparto, ci racconterà qualche altra situazione. Lì abbiamo trovato questo neo del mammografo, l'abbiamo segnalato, sottolineato, abbiamo amplificato la voce del primario che lavora in quel reparto, rivolta anche al generale Cotticelli, a chi deve organizzare la risposta sanitaria. Fate presto, dotate questo ospedale di un mammografo. Rosalba. Sì, direttore, siamo con il sindaco, siamo sempre all'interno dell'ospedale di San Giovanni in Fiore, forse lo potete notare dal fatto che non ho più addosso il giubbino pesante, perché qui la temperatura dentro e fuori cambia e si sente anche tanto, e all'interno vi assicuro che c'è un'ottima temperatura. Dicevamo, sono con il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, perché qui la parola d'ordine è potenziamento. Questo ospedale conta meno di 60 posti letto, è un ospedale sulla carta di area disagiata, zona di montagna, eppure i servizi che dovrebbero essere potenziati non sono potenziati, manca del personale come nel resto degli ospedali, però qui si sente di più perché è proprio l'orografia della Calabria che ci fa dire che questo luogo, la città, la capitale della Sila, dalla capitale della Sila è più complicato raggiungere Crotone e Cosenza nei lunghi mesi invernali, quindi potenziare l'ospedale attraverso soprattutto il personale che manca. Sì, è la vera, la madre di tutte le battaglie, la sanità in questa città. Lasciare una comunità come la nostra, che come diceva lei dista 60 km da Cosenza e altrettanto da Crotone, nei lunghi inverni silani, davvero significa far morire una comunità. Quindi noi ci stiamo battendo fin dal nostro insediamento affinché questo ospedale venga potenziato. Noi, lo voglio sottolineare, abbiamo fatto dei passi avanti da gigante, nel senso che abbiamo uno dei pronti soccorsi più belli e funzionali della Calabria, ma mancano i medici e i paramedici. Abbiamo, come avete visto, un servizio di oncologia che è tra i più moderni della regione e che dà assistenza a tanti ammalati che altrimenti avrebbero dovuto fare anche da qui i viaggi della speranza, e d'inverno è difficilissimo. Il problema vero è che bisogna mettere mano a queste cose, cioè noi abbiamo una delibera per riammodernare il reparto di medicina del nostro ospedale, da 6 mesi bandita la gara, affidata la gara, e non partono i lavori per la burocrazia. Questo non è possibile più, cioè ecco perché la nostra battaglia continuerà senza se e senza ma. E poi dobbiamo parlare anche della medicina del territorio, anche lì mancano tanti medici sono andati in pensione, tanti medici hanno preferito altri luoghi, e quindi c'è la necessità che si incrementi immediatamente i vari servizi. Certo, tra l'altro qui la parola d'ordine è difendere l'ospedale, un ospedale che risale agli anni 70, che ha avuto, ci raccontano, e vi faremo sentire le voci, dei momenti importanti. San Giovanni in Fiore con orgoglio ci hanno detto era punto di riferimento, arrivavano anche da fuori provincia per farsi curare qui. Oggi c'è un'area di dismissione, anche se all'interno, lo ripeto, ci sono realtà come quelle che avete visto, quindi molto ben curate, a dimensioni umane e ottimi professionisti, però non basta perché appunto manca il personale. Il sindaco ha partecipato nei giorni scorsi alla conferenza dei sindaci in provincia, c'erano chiaramente tutti i primi cittadini, è stato redatto Giuseppe Belcastro questo documento che insomma ha voluto fortemente il sindaco di Rossano Corigliano, Flavio Stasi. Voi avete detto l'esperienza commissariale è fallita, vogliamo un'interlocuzione diretta col Ministro? Beh, sicuramente i dati ci dicono questo.
la migrazione sanitaria da questa regione, come dire, si è quasi raddoppiata rispetto a qualche anno fa, la situazione negli ospedali è sotto gli occhi di tutti, quindi è stata una gestione praticamente fallimentare. Ecco perché noi chiediamo, io ho fatto una grossa battaglia anche all'interno dell'ANCI affinché si convocasse la conferenza dei sindaci, affinché si parlasse anche nel direttivo dell'ANCI per chiedere al Ministro Speranza di prendere l'iniziativa immediatamente, cioè sono 60 giorni e ancora il Ministro non l'abbiamo sentito dire una parola sulla Calabria, cioè questa cosa non va bene perché la salute viene prima di tutto e allora noi non possiamo pagare quasi 350 milioni alle altre regioni per far curare i nostri concittadini. Qui ci sono le professionalità importanti nella regione, ci sono state, come diceva lei, a San Giovanni in Fiore, ma se poi non si potenziano i servizi e si riduce un ospedale a un semplice poliambulatorio è difficile che la gente possa venire qui a ricoverarsi. Noi invece abbiamo le professionalità, abbiamo anche le capacità perché ciò avvenga e quindi noi faremo una grande battaglia, perché guardate, io l'ho detto poco fa, se dovesse, come dire, malauguratamente venire meno l'ospedale su San Giovanni in Fiore, viene meno di fatto la città. Molta gente, da quando il 2010 è stato varato il decreto Scopelliti, che ha ridotto il nostro ospedale da ospedale generale a ospedale allora di montagna, oggi di area disagiata, la gente ha cominciato a lasciare la nostra città, perché hanno il timore di non trovare una sanità al passo con i tempi. Quindi questo significa anche spopolamento delle aree interne e noi questo dobbiamo impedirlo, perché noi abbiamo deciso di vivere a questa altitudine che, ricordo, è l'unica realtà d'Europa che vive a oltre 1000 metri con quasi 18.000 abitanti, quindi noi abbiamo il diritto di chiedere i livelli essenziali di assistenza e ci batteremo perché ciò avvenga. Purtroppo stiamo trovando degli interlocutori che la sera dicono una cosa, firmano dei verbali d'intesa, poi vai all'ASP per metterli in pratica e ti dicono no, non è possibile farlo. Allora non capisco che ci sta a fare un commissario che viene nominato dal Ministro, che ha addirittura con il decreto Calabria pieni poteri e noi non riusciamo ancora ad avere un direttore generale dell'ASP di Cosenza, visto che gli ultimi 4 o 5 si sono già tutti dimessi, a cominciare anche da quella che è stata la dottoressa Pellegrino, che credo dal 18 non è più in servizio. Quindi sentite proprio quanta amarezza c'è perché si vuole tutelare e difendere questo presidio ospedaliero. Le riconoscete le tute arancio e gialle del 118? Proprio ieri sera il presidente nazionale del 118 ha inviato una lettera al generale Cotticelli dicendo qui si rischia la desertificazione perché mancano operatori, perché il 95% dei medici del 118 è precario, quindi c'è un rischio abbandono. La situazione è davvero così grave? Sì, dal punto di vista degli operatori medici nel 118 la situazione è reale così. Abbiamo la gran parte dei medici che sono con contratti da precari, non hanno neanche delle garanzie specifiche sul contratto perché hanno dei contratti atipici e in più c'è una forte carenza, ad esempio sul nostro territorio, e ci possiamo ritenere fortunati, manca un'unità medica che provoca delle difficoltà, spesso ci troviamo a lavorare l'infermiere e l'autista per effettuare anche soccorsi di tipo primario e del resto diciamo che noi siamo una postazione abbastanza fortunata, abbiamo 3 ambulanze di tipo A, tutte e 3 4x4, abbiamo a pieno organico sia dal punto di vista di autisti che infermeristico, siamo a pieno organico, la carenza è dal punto di vista medico, capiamo che nell'azienda la difficoltà è in quasi tutte le postazioni, nel quale ci sono delle postazioni che hanno anche solo 3 medici, quindi capite la difficoltà proprio nell'effettuare il servizio. Il direttore si sta impegnando tantissimo per quanto riguarda questa difficoltà, viene incontro anche alla postazione di San Giovanni cercando di sopperire la carenza con qualche medico da parte del territorio, ma risulta essere inefficace tale situazione. Tra l'altro voi siete quelli che arrivate nelle emergenze, no? Non sapete mai cosa vi aspetta, soprattutto in incidenti stradali. Poi penso a questo territorio, la notte, il freddo d'inverno, no? Diventa davvero eroico andare
puntare sulle ambulanze. Sulle ambulanze, diceva anche il Presidente nazionale, spesso hanno superato il chilometraggio, nel senso che sono mezzi non sicuri, è così? Allora, per quanto riguarda San Giovanni non è così, abbiamo 3 ambulanze di cui 2 sono delle ambulanze quasi nuove, ce l'hanno date di recente, abbiamo la possibilità di effettuare la telecardiologia, quindi anche noi infermieri, se andiamo su un soccorso e non abbiamo la presenza del medico, riusciamo a comunicare direttamente con la cardiologia per la lettura dell'elettrocardiogramma e riusciamo anche a effettuare i soccorsi più complessi con il supporto della centrale operativa. Questo non significa che non si hanno delle carenze nel servizio, avere la presenza del medico diventa per noi più rassicurante, nonostante la nostra formazione decennale all'interno del servizio, diventa più rassicurante, ma anche per l'utenza. Ricevere assistenza da un medico, ricevere assistenza da un personale infermeristico, ancora capiamo che l'utenza stessa ha difficoltà a recepire queste cose. C'è un impatto psicologico diverso, no? Certo, sicuramente. Le problematiche dell'ospedale San Giovanni sicuramente sono all'interno di altri servizi che con il pensionamento pian piano si stanno riducendo. E ci arriviamo. Direttore, volevi fare qualche domanda? No, ti devo fermare un attimo perché abbiamo un blocco pubblicitario, poi torniamo subito da te. Abbi un po' di pazienza, sto scoprendo le cose a questo ospedale di San Giovanni che non sapevo. Il mio ospite sapeva questa cosa, la telemedicina attraverso questo collegamento con le ambulanze. Cioè, è una bellissima scoperta. Ci sono alcune cose che vanno migliorate sicuramente, lo diceva anche il sindaco, ci battiamo perché per esempio i lavori, seppur appaltati, non iniziano per il reparto di chirurgia da 6-7 mesi, non si capisce perché, così come il mammografo, l'assenza del mammografo denunciata poco fa dal medico che lavora in oncologia. Prima della pubblicità, la vogliamo completare questa tabella, per favore? Me la dai un attimo, Enzo, in sovrimpressione? Quella relativa proprio anche alla Calabria. La situazione in Calabria. Possiamo vederla un attimo in sovrimpressione? Eccola. Ma io mi fermo sugli ultimi 3 aspetti. Non è questa però, mi pare. No, non è questa. È l'altra quella che dobbiamo vedere. Eccola qui, sì. Allora, la prima, a partire da destra, famiglie in disagio economico. Noi abbiamo misurato quante famiglie hanno dichiarato di non avere i soldi per curarsi nell'ultimo anno di riferimento, che è il 2018. Stiamo parlando di circa 74.000 nuclei familiari calabresi. 74.000 calabresi. Famiglie calabresi hanno dichiarato di non aver avuto i soldi per potersi curare. Terribile, guarda. Poi c'è una seconda, la seconda dove vedete spese legali. Adesso anche qui forse sarò semplicistico, si parlava di mammografo e di altro. Allora, noi spendiamo, questo è l'ultimo dato di riferimento che noi richiamiamo dal SIOPE, cioè sono proprio mandati di liquidazione, mandati realizzati, soldi già pagati, pagamenti reali. Noi abbiamo speso come sistema sanitario 15,2 milioni di euro. Adesso la media italiana è di 2,9 milioni di euro. Pensate che la Lombardia, tutto il sistema sanitario lombardo, spende di spese legali per oneri da contenzioso circa 8 milioni di euro, pur facendo 5 volte la popolazione della Calabria. Allora, possibile che abbiamo una sanità così litigiosa? E la mia domanda è provocazione: se fosse meno litigiosa non potremmo acquistare un mammografo a San Giovanni in Fiore? Perdonate la mia semplificazione. Gli ultimi 2, i costi della democrazia. Questo è un dato positivo, nel senso che la Calabria spende meno rispetto a tutto il resto del paese per i costi della democrazia, significa per i manager sanitari, che se non vado errato nei mesi precedenti fu addirittura considerato un problema perché evitava di portare manager più importanti. L'ultimo indicatore sfata un mito. La Calabria si vive meglio, aria genuina, allora, si vive meglio in altre parti del paese, la Calabria è tra le regioni dove si vive di meno rispetto 82,36 36 anni a fronte di 82,80 in Italia, ma di 80 e qualcosa in Trentino, cioè alcune regioni come il Trentino si vive a lungo 2 anni, 2-3 anni a lungo in più, che voglio dire, in un arco di vita sono importanti. È tanto. Ci fermiamo, la pubblicità tra poco.
Eccoci tornati in diretta, allora torniamo a collegarci con la nostra Rosalba Baldino che si trova nell'ospedale di San Giovanni in Fiore, in diretta con lei, ci sta raccontando pezzo dopo pezzo questa risposta sanitaria che offre l'ospedale in una città di montagna, in un'area disagiata, un ospedale di area disagiata. Rosalba. Proviamo a collegarci, abbiamo qualche... Siamo spostati al pronto soccorso, mi sentite? Sì, forse però dovreste trovare una postazione... Dicevo. Rosalba, dovreste trovare una postazione perché c'è l'audio disturbato, quindi o guadagnate un'altra... Allora sì, perché noi ci siamo spostati, speriamo che voi ci sentiate, noi ci siamo spostati perché volevamo farvi vedere il pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni in Fiore e con noi il dirigente medico, il dottor Caligiuri. Guardate, intanto vi posso dire che c'è una sala d'attesa, se Mario riesce ad inquadrarla, non affollata come quella di Cosenza, cioè qui credo che i tempi d'attesa siano molto minori rispetto a quelli che siamo abituati. Il triage, la sala, ve la vogliamo far vedere perché si vede che sono dei locali nuovi e ristrutturati. Rosalba, dovresti... ristrutturati da poco. Rosalba? Questa nuova struttura di pronto soccorso da circa un anno e mezzo, a maggio dell'anno scorso. Abbiamo fatto l'inaugurazione, tutte le autorità, ivi compreso il Presidente della Regione, il Sindaco e tutte le autorità sanitarie dell'azienda naturalmente. Direttore, mi senti? È un po' meglio, Pronto? però c'è ancora un rumore di fondo nell'audio. Sentiamo adesso. Vai, prosegui. Sì, volevamo solo farti vedere la sala da codice rosso, dottore Caligiuri, questa è diciamo quella dove voi portate i pazienti più gravi. Noi trattiamo naturalmente quelli in codice rosso, quelli più gravi, più critici, diciamo, vengono gestiti qui in prima istanza. Tra l'altro mi sembra anche questa molto moderna come sala. Sì, molto moderna, diciamo, molto decorosa, soprattutto rispetto a quello che eravamo qualche anno fa, diciamo che abbiamo fatto davvero una svolta importantissima. Rosalba, quanti accessi... Per i pazienti naturalmente che devono soffrire delle nostre prestazioni. Quanti accessi avete al pronto soccorso giornalmente? Dipende dalle giornate, come tutti i pronti soccorsi. Ci sono delle mattinate, oggi siamo di pomeriggio, insomma è un po' più calma, ma ieri che ho lavorato di mattina non ho avuto un attimo di pace neanche per fare una pausa caffè, diciamo. E all'anno chiaramente direttore, è chiuso perché il codice verde ci sono dei pazienti, però hanno proprio dei posti letto che sono separati, quindi ognuno ha la sua privacy. Sì, con delle tendine naturalmente, non sono dei box che separano in modo molto rigido, ma sono 3 posti letto lì nel codice verde e separati da delle tendine, diciamo, per un minimo di privacy, almeno alla vista, diciamo. Certo, il codice verde è quello che dà meno problemi, vero? Pazienti meno critici che possono essere anche differiti nelle prestazioni, diciamo. E poi c'è anche il codice giallo, anche qui direttore nel codice giallo ci sono delle persone per cui non possiamo entrare, però abbiamo lasciato la porta socchiusa perché le sale sono abbastanza, essendo ristrutturate, sono dignitose e rispettano i comfort ospedalieri. Sì, decoro e comfort. Adesso abbiamo dei pazienti, un bambino, quindi ci occupiamo anche delle patologie pediatriche, anziani, traumatici, un po' tutto, trattiamo qui in urgenza, cerchiamo di dare delle risposte il più possibile, diciamo, adeguate a quelle che sono le esigenze dei pazienti. Qui i tempi d'attesa quanto bisogna aspettare per avere una risposta e per essere, insomma, per avere la prestazione? Per essere accettati, insomma, i tempi in questo momento sono 0, diciamo, ecco, perché i pazienti che hanno avuto accesso sono tutti già godono di un posto letto e quindi sono in corso di accertamento, diciamo. Quindi se dovesse venire adesso un paziente, attesa 0, lo accettiamo immediatamente. Rosalba? Se no in media sono dai 5, massimo 10 minuti, se proprio c'è molta gente. Cerchiamo di essere tempestivi nell'accettare, nel fare triage. Quindi direttore, Rosalba? nel triage il tempo massimo di attesa sono 10 minuti, dimmi.
fammi sapere un attimo quanti sono i medici che lavorano al pronto soccorso, quant'è il personale sanitario, gli ausiliari, gli infermieri, gli OS che sono in servizio. La dotazione soddisfa le esigenze dei cittadini? È in linea con il numero di cittadini che frequentano il pronto soccorso? Quanti accessi ci sono in un mese, in un anno? Ecco, per cercare di fare un piccolo, per avere un quadro più chiaro e esaustivo del rapporto che c'è tra ospedale e cittadini. Ci chiedono da studio quanti medici lavorano in pronto soccorso, quanti infermieri, quanti OSS, in sostanza la pianta organica è completa o ci sono anche qui carenze di personale? In questo momento siamo pianta organica adeguata, siamo 6 unità di dirigenti medici, poi adeguate anche come infermieri e 4 OSS. Quindi direttore, fai tu i conti e ripeto, i tempi d'attesa per i pazienti che è effettivamente la cosa importante, tempo massimo di attesa Rosalba, 10 minuti. Vorrei raggiungere il sindaco perché, sì, dimmi. Scusa, ma in un anno quanti accessi ci sono al pronto soccorso? In un anno quanti accessi ci sono al pronto soccorso? Beh, l'anno scorso abbiamo fatto boa a 6.500 prestazioni, grosso modo. Quindi questi sono i numeri e mi sembra che sono numeri anche importanti. Volevo raggiungere il sindaco perché lui diceva come... Però Rosalba, che sì, però ti devi spostare... Dobbiamo spostarci dall'altra parte sì, perché non riusciamo a sentire bene l'audio. Ti do il tempo di spostarsi, 6.500, quindi saranno 100 accessi. No, Rosalba, non ti sento, dovete spostarvi in una zona dove l'audio arriva bello pulito, perché sennò è come dire, disturbato da un fastidioso rumore di fondo. Raffaele Dio, 6.500 accessi all'anno. 530, 540 su base mensile, quindi... Si può gestire, diciamo, a questi livelli con la pianta organica? Quel tipo di pianta organica, deduco, insomma, anche perché ho visto anche sui 3 livelli di pronto soccorso, i 3 codici, diciamo, che mi sembra ci sia una bella struttura, che ci sia, insomma, una buona pianta organica adeguata, come giustamente diceva il dottore che ha intervistato. Il primario del pronto soccorso. Il primario del pronto soccorso. Bene, vediamo se adesso riusciamo a sentirla meglio, Rosalba. Se non... Sì. Rosalba, vediamo se riusciamo a sentirti meglio. Sì, allora mi sentite? Abbiamo raggiunto l'accesso del pronto soccorso, siamo all'esterno, questa è la camera calda cosiddetta dove arrivano le ambulanze per poi subito entrare in pronto soccorso. Avete visto la sala d'attesa, il triage e poi a seconda della gravità del paziente vengono chiaramente curati nelle sale da codice rosso, da codice verde o da codice giallo. Il dottore Caligiuri prima ci ha detto che il pronto soccorso è stato ristrutturato lo scorso anno. Sindaco, quanto è costato? Beh, si è speso intorno a 600.000 euro tra la ristrutturazione e l'acquisto delle attrezzature. Sono attrezzature di ultima generazione, all'avanguardia, che hanno reso questo pronto soccorso davvero funzionale. È uno dei fiori all'occhiello ed è quello che, come dire, mantiene nei fatti l'ospedale, perché il pronto soccorso è un primo soccorso è importante per una popolazione come la nostra, che ricordo non è solo San Giovanni in Fiore, ma noi qui nel nostro ospedale gravitano anche i paesi dell'Alto Crotonese e quelli del comprensorio della Sila. Quindi avete anche sentito 6.000 prestazioni l'anno, sono tante? Sono tante, potrebbero essere ancora di più se, come dire, avessimo anche altri reparti funzionanti. Noi, lo ripeto, qui abbiamo solo il reparto di medicina che funziona H24, abbiamo la chirurgia che per il decreto allora Scopelliti è stata ridotta a dei Saggeri, poi l'abbiamo con scura riportata nel WIC Saggeri, ma anche qui credo ha bisogno di avere una possibilità di
piccoli interventi poterli fare in questa città, cioè non è possibile che uno per una cosiddetta colicista deve spostarsi a centinaia di chilometri. Ecco, ci sono le condizioni perché potenziando gli ospedali disagiati, potenziando San Giovanni in Fiore, si decongestiona l'ospedale di Cosenza, si decongestiona l'ospedale di Crotone, è quello che non vogliono capire, perché dando più possibilità a questo ospedale di intervenire si ha la possibilità di avere una sanità più al passo con i tempi. Tra l'altro, direttore, io ti voglio dire anche un'altra cosa, qui si è molto arrabbiati, c'è chi propone di cambiare azienda ospedaliera, o meglio, di cambiare ambito territoriale, e quindi lei dice andiamo con Crotone. Io sono il segretario del Partito Socialista Italiano e facciamo parte della maggioranza che regge il Comune insieme al PD. Purtroppo quello che ha detto il sindaco è la realtà. Noi in continuazione facciamo pellegrinaggio tra Cosenza e Catanzaro cercando di risolvere i nostri problemi, ma a tutt'oggi vengono sempre disattesi. Ma le cose più semplici, la riparazione di un holter, la riparazione di un mammografo, non ci vogliono 6 mesi, 6 anni per ripararli, basta la buona volontà, nel termine di 10, 15, 20 giorni si può riparare un attrezzo di questo tipo. Avete visto e notato come quanti soldi e quante energie, quante economie sono state spese in questa struttura per poterla far funzionare. Io non credo che dopo aver speso tanti soldi si possa avere la tentazione di chiudere l'ospedale. Noi non siamo per la chiusura, noi vogliamo che la Regione, l'ASP e il Ministero intervengano per garantirci i servizi. Vi do un altro dato: l'anno prossimo andranno via il primario di pronto soccorso, il dottor Rizzuti, e andrà via il primario di anestesia, il dottor Iaquinta. Ditemi voi, senza 2 primari, come possono funzionare i servizi? Vogliamo che vengano rimpiazzati coloro che vanno in pensione. Se questo non avverrà, noi siamo tentati, con la proposta che le anticipavo poco prima, siamo tentati a chiedere una revisione degli ambiti territoriali ospedalieri, cioè fare un ospedale di riferimento Crotone, quindi entriamo nella vecchia ASP, nella vecchia USL, allora si chiamava numero 13, che comprendeva Crotone con i territori di Savelli, Calcuri, Cerenzia, che sono comuni limitrofi al nostro. Avete sentito, quindi c'è questa proposta che è quasi una provocazione. Perché? Le chiedo, c'è così tanta paura che chiuda questo ospedale? Perché è la parola che ricorre di più, non si deve chiudere questo ospedale e quindi deve essere... Lo salva? Perché in realtà nel corso degli anni che si sono susseguiti... Sì, direttore. Se cortesemente trovate un'altra postazione, perché persiste il rumore, evidentemente è una zona poco servita, non c'è campo a sufficienza per garantire... Può darsi che ci sia qualche... Allora ci spostiamo e facciamo conoscere un altro reparto e ci aggiorneremo tra poco. Qualche strumento evidentemente diagnostico che è in uso disturba la linea e quindi crea problemi alla linea audio. Avete sentito dei rumori di fondo. Torniamo a quei numeri che sono, come dire, pesantucci. Si parla prima, il sindaco di San Giovanni in Fiore parlava di un aumento delle persone, i calabresi, che vanno a curarsi fuori regione, ma mi pare che sia costante negli ultimi 3 anni a questa parte, no? Non è cambiato granché. Sì, allora, l'ultimo anno di riferimento sono intorno ai 56.000 i ricoveri calabresi fuori regione. Il problema purtroppo è, come dicevi, direttore, che diciamo, negli ultimi 7-8 anni purtroppo
il dato della mobilità passiva resta sempre lo stesso. Quindi, ai noi, quindi è come se, diciamo, il problema ormai è di natura strutturale e non si riesce a migliorare o a peggiorare. Però, fino a 5 anni fa mi pare siano 240 milioni di euro era la somma destinata ai viaggi della speranza. Oggi siamo a 320 milioni di euro. Sì, siamo passati dai 2,74 mi sembra il 2017 ai 320, 319 qualcosa dell'ultimo anno di riferimento. Quindi, a cui, lo ripeto, bisogna aggiungere, che spesso non si fa, la stima delle famiglie che poi assistono i pazienti fuori regione. Noi parliamo di circa 100 milioni di euro all'anno, per cui una sanità la cui mobilità passiva, se utilizziamo l'ultimo dato con la stima delle famiglie, costa intorno ai 400-450 milioni di euro all'anno, insomma, comincia a essere un problema abbastanza rilevante. Un'altra curiosità, c'è anche della mobilità attiva, chiaramente, cioè ci sono anche pazienti da altri sistemi regionali che arrivano in Calabria per ricoverarsi e per curarsi. Parliamo di circa 5.200 persone. E da dove arrivano? Beh, arrivano prioritariamente dalle regioni diciamo limitrofe. Adesso non si sa se per problemi di ospitalità cioè in quei sistemi pugliesi, diciamo, ecco, i lucani un po' di meno. È perché la Basilicata si è organizzata bene. Hanno un sistema sanitario che poi ha utilizzato che anche i fondi che i nostri corregionali hanno portato lì. Penso per esempio per tutto questo tempo che i 2 ospedali di frontiera sono rimasti chiusi, quello di Praia Mare e quello di Trebisacce, ha favorito l'emigrazione in Basilicata. No? Qui forse se posso permettermi, forse esiste una litigiosità non soltanto in termini di spese legali, ma forse anche questa idea che noi cittadini comuni abbiamo di questo diciamo, perenne, chiamiamolo divergenza di idee, contrasto nel governo della sanità, quindi tra il commissario, il presidente, poi il ministro, poi cambiano le maggioranze, però fondamentalmente questa cosa, io ritengo, questo conflitto credo che abbia un po' rallentato l'efficienza della performance. Sento che forse è risolto il problema d'audio, proviamo. Rosalba? Rosalba? Direttore, ci senti adesso? Adesso? Non è migliorato molto, sento ancora questo fastidioso rumore di fondo che prima invece non avevamo e sentiva perfettamente. Evidentemente c'è qualche telefonino che disturba la nostra linea d'aria. Proviamo adesso, Rosalba? Allora, noi ci siamo spostati di reparto, volevamo farti vedere la dialisi, le sale dedicate alla dialisi nel reparto di San Giovanni in Fiore. Prego Mario di far vedere queste sale, ci sono 10 posti letto, 10 posti. Appena avete fatto questa operazione torniamo a collegarvi con voi perché c'è ripeto, il fastidioso rumore di fondo. Stavamo ragionando proprio nei termini di quello che è l'impatto e la considerazione che i calabresi hanno del nostro sistema sanitario. Sì, il livello... Spesso però è anche, alcune volte, falsato da una visione negativizzante di tutto. Certo, no? assolutamente sì. Del resto questo ottimo reportage che state facendo sull'ospedale di San Giovanni, a me personalmente, poi magari sarò neofita sicuramente del settore, però ho scoperto che San Giovanni ha delle strutture, anche un'organizzazione abbastanza interessante, per cui l'idea di cogliere questi elementi anche positivi in un complesso e in un complessivo sistema regionale, le cui performance non sono, come abbiamo visto in precedenza, eccellenti, insomma lasciano ben sperare che ci sono degli spiragli. Ecco, forse, ripeto, bisognerebbe essere meno litigiosi, anche perché non esiste un sondaggio sull'agenda delle priorità che noi abbiamo fatto anche ultimamente, recentemente, in vista delle future elezioni per il rinnovo del governo regionale, che i cittadini calabresi non pongano in assoluto in testa 2 elementi, tutto il resto viene sotto. Sanità e lavoro e sanità. Ma prima sanità sanità e lavoro. No?
Assolutamente, sanità e lavoro, lavoro e sanità si interscambiano anche a seconda delle i calabresi su questi due... Su, per costruire in qualche modo l'agenda delle priorità. Sembrerà banale perché molti dicono sì, ma sono cose che si sanno. E il problema è che se noi sondiamo da 20 anni i calabresi e da 20 anni i calabresi parlano di lavoro e sanità, di sanità e lavoro, forse sarebbe opportuno prioritariamente mettere mano a questi due settori e poi occuparsi degli altri. Oggi la Banca d'Italia ha restituito questa istantanea della Calabria con un'economia che insomma... No? Rosalba, adesso ti sento, sì. Ti sento bene adesso, ecco, era questo il problema allora, a te la linea. Siamo usciti, siamo all'esterno, proviamo a raccontarlo da qui. Il nostro Mario Scarpelli ha girato delle immagini nelle sale dedicate alla dialisi, nel reparto di nefrologia, perché ci tenevamo a farvi vedere come è strutturato all'interno l'ospedale e i servizi reali che poi eroga ai cittadini. Parlavamo mentre insomma riattivavamo tutta la parte tecnica anche di un servizio dialisi vacanza. Di che cosa si tratta? Sì, noi oltre a dializzare i pazienti non soltanto di San Giovanni ma dei vari paesi vicini, in modo particolare del Crotonese, tipo per esempio Cotronei, Cirenzia, Caccuri, durante il periodo estivo in realtà partecipiamo al progetto vacanze fatto dalla Regione Calabria, dove arrivano pazienti, fanno la richiesta di ospitare pazienti che vengono da diverse parti d'Italia. Quest'anno infatti abbiamo aperto, come generalmente tutti gli altri anni, un turno pomeridiano con 9 posti letti, dove diamo la possibilità a coloro che purtroppo fanno dialisi nei vari centri del nord Italia a scendere qui in Calabria e quindi passare le vacanze in Calabria e nello stesso tempo utilizzare questo servizio per poter soddisfare le proprie esigenze. Quanti sono i dializzati a cui voi erogate questa prestazione? Allora, noi attualmente abbiamo 18 posti letti, 18 pazienti dializzati che vengono dializzati su 2 turni. E che fanno dei turni di 4 ore e mezza di dialisi, 4 ore di dialisi secondo un po'. Ma Rosalba, riesce l'ospedale a soddisfare? È un centro che oltre a fare dialisi svolgiamo sia attività ambulatoriali, quali per esempio visite nefrologiche, ecografie renali, seguiamo i pazienti verso la lista trapianto per l'iscrizione alle varie liste trapianto sia nella regione Calabria, quale Cosenza, Reggio Calabria, e sia nel nord, a secondo poi le richieste che i pazienti dializzati fanno per le varie iscrizioni. Direttore, avevo una domanda. Sì, chiedo se riescono a soddisfare tutta la domanda che c'è di dialisi nel territorio con 18 postazioni praticamente su 2 turni, organizzate su 2 turni. Riescono a soddisfare tutte le persone che chiedono, che sono costrette a fare dialisi? Conosco bene questo problema e so anche le difficoltà che si hanno. Riuscite a dare risposta a tutti quelli che hanno bisogno di fare dialisi? Purtroppo non tutti quanti riescono ad avere risposte positive, nel senso che una volta occupati i 9 posti non abbiamo la possibilità di incrementare ancora. Noi cerchiamo per venire incontro alle loro esigenze, cerchiamo di sforzarci mettendo qualche paziente addirittura nelle stanze di emergenza per poter soddisfare le loro esigenze, però il numero è questo, anche perché quest'anno purtroppo è andato via un collega in pensione e quindi ancora questo numero tenderà nel prossimo anno della dialisi vacanza tenderà a diminuire. Quindi c'è un rischio per questo servizio, sta dicendo? Il rischio è veramente sia per questo servizio, perché fare un infermiere di dialisi non è prendere un infermiere qualsiasi e metterlo in dialisi, perché deve avere almeno 6, 7, 8 mesi di tirocinio per poter cominciare a fare dialisi. Noi qui a San Giovanni, in questo centro, ha avuto la fortuna che ha avuto
personale qualificato, nel senso che era personale che veniva da altre realtà di dialisi tipo Castrovilla, Cosenza, che venne a San Giovanni in Fiore, ha portato con sé il bagaglio culturale e sanitario che ha svolto nel corso degli anni. E finora io sono uno dei giovani e fra 6 anni andrò in pensione. Quindi di conseguenza non c'è stato in realtà un ricambio generazionale dal punto di vista del personale, quindi ci troviamo in questa situazione con il rischio che anche la dialisi possa subire delle serie conseguenze, nel senso del ridimensionamento. Quindi non c'è da aggiungere molto sul timore che qui si ha. Sì? No, volevo chiedere questo, certo già penso con terrore se dovesse chiudere il centro dialisi, immagino chi ha necessità di fare dialisi già è condannato, immaginarsi fare i viaggi da una parte all'altra dopo 4 ore di dialisi non è una situazione assolutamente concepibile e come cittadino mi sentirei indignato se una cosa del genere dovesse accadere. Ti chiedo di girare la domanda al tuo ospite, potenzialmente di quante postazioni avrebbe bisogno San Giovanni in Fiore per rispondere ai dializzati in maniera corretta, lineare, soddisfacente? Di quanti posti avrebbe bisogno questo ospedale per dare una risposta a tutte le richieste, per soddisfarle tutte? In generale? Sì. In generale ci va bene anche quello che hanno progettato se funziona. Hanno progettato che significa? Cioè, nel senso che quello che è previsto nel piano dell'ospedale di montagna, dell'ospedale. E quanti posti ci sarebbero? 60 posti. Abbiamo i 20 posti della medicina, i 10 posti qui in dialisi, abbiamo quasi 60 posti, però se funzionerebbe con il personale adeguato, con i medici adeguati, senza che ci siano tutte, cioè oggi faccio un esempio, noi abbiamo festeggiato in chirurgia il pensionamento di 3 unità, di 2 unità infermieristiche e un medico. Sì, abbiamo festeggiato, però nello stesso tempo, finita la festa, siamo stati tristi per dire che molto probabilmente quel servizio verrà chiuso, perché non c'è nessuno che riesce a proseguire il lavoro fatto dai vecchi operatori. Questa è la paura che purtroppo viviamo a San Giovanni e questo è quello che viviamo in tutta la Calabria, questa è la situazione, perché è facile dire chiudiamo un reparto, prendiamo il personale, adesso c'è questa nuova teoria che sta andando avanti nei vari presidi ospedalieri, chiudono un reparto per accorporarlo con un altro in modo che con lo stesso personale con i 2 personali riescono a fare un unico reparto. No. Non è giusto, non è giusto nei confronti della popolazione, non è giusto nei confronti di chi soffre in realtà perché non riceve servizi e non è giusto nemmeno per chi opera perché si sente umiliato a operare in strutture non adeguate alle loro prestazioni. Uno che in realtà ha dato molto dal punto di vista di operatività si sente un po' defraudato, si sente un po' perfetto, va bene. In realtà strutture che man mano che passano gli anni tendono sempre a diminuire, a dare risposte sanitarie. È stato molto chiaro. Io forse Direttore, volevo... Dobbiamo andare alla pubblicità, solo una battuta, dobbiamo andare alla pubblicità. Io ho chiesto semplicemente se a fronte di richieste X, quante ce ne sono, non lo so, le 9 postazioni di dialisi bastano per soddisfare le esigenze dei cittadini che hanno necessità di fare dialisi nel comprensorio di competenza dell'ospedale di San Giovanni in Fiore o no? Allora, riprovo a formulare la domanda. Il direttore vuole sapere, le postazioni che adesso avete danno risposta o no a tutte le richieste, quindi bastano o no? La dialisi? Sì. Attualmente la dialisi oggi possono bastare, domani non possono bastare perché il paziente dialitico è un paziente dove oggi puoi trovarti
con il centro pieno, domani il pronto soccorso arrivano con 3 o 4 che hanno la creatina alta, sono costretti a fare dialisi e quindi di conseguenza vengono trasferiti in dialisi d'urgenza con la speranza che vengano trasferiti a Crotone o a Cosenza. Questo è il problema. Non è un reparto, essendo un reparto di emergenza, il nostro è un reparto di terapia subintensiva e quindi di conseguenza molte volte ci troviamo di fronte a non garantire i posti letti che ci richiedono. Quindi la risposta è no. Direttore, allora mandiamo la pubblicità, poi chiudiamo da San Giovanni in Fiore. Va bene, tra poco. Eccoci tornati in diretta, subito allora la linea Rosalba Baldino che si trova a San Giovanni in Fiore, all'ospedale San Giovanni in Fiore. Abbiamo cercato di rappresentare qual è la realtà attraverso le testimonianze. Rosalba. Rosalba, mi senti? Abbiamo un problema forse, non riusciamo a collegarci con Rosalba, abbiamo sentito fino a pochi istanti fa, adesso però credo dovremmo essere in linea. Rosalba, mi senti? Niente, c'è un problema evidentemente sul collegamento. Che cosa ti rimane di questo collegamento che abbiamo fatto, queste immagini che abbiamo visto, queste testimonianze che abbiamo registrato dell'ospedale San Giovanni in Fiore? Ma a me restano tre immagini, diciamo. La prima è la conoscenza più approfondita sicuramente di una struttura ospedaliera che io personalmente conosco e conoscevo prima di questa trasmissione poco. La seconda, la forte determinazione e la bellissima organizzazione che mi sembra abbia un'efficiente organizzazione che ha il personale medico e infermieristico, e quindi va il mio ringraziamento anche come cittadino calabrese. Diciamo, mi ha dato un senso di maggiore confortevolezza rispetto a un eventuale problema di altra natura. E il terzo, permangono dei problemi di organico, cioè di carenza di organico, problemi di carenza di dotazioni rispetto magari a una richiesta, diciamo, di assistenza che è più ampia rispetto alle dotazioni di cui può avere all'ospedale. Quindi mi restano queste tre immagini. Vediamo se possiamo tentare questo collegamento. Rosalba? Sì, allora, noi ci siamo, ci senti? Sì, perfettamente. Vai. Ecco, allora, chiudiamo da San Giovanni in Fiore con la nostalgia, però anche con quello che manca, perché qui è molto forte questo sentimento del passato, di un ospedale che funzionava a regime, che erogava i servizi, che era fiore all'occhiello. Buonasera, e niente, io voglio fare un appello a tutti quanti, perché la sanità non ha colore politico, perché io ho visto nascere questo ospedale quando ero ragazzino, diciamo, però adesso in questi 30 anni sta andando piano piano spegnendo. Allora vogliamo riprendere questo ospedale che veramente ha bisogno il popolo di San Giovanni, anche i paesi vicini, che ci sono 4-5 paesi vicini, se funziona come era. L'ospedale di San Giovanni farà del bene al popolo sangiovannese e ai paesi vicini. E questo è l'appello che parte. C'è il sindaco che però è colui che vogliamo chiudere, che ci dice che cosa manca, di cosa avrebbe bisogno questo ospedale per essere rilanciato, perché qui ci sono come dire, ci sono tutti i criteri. Pensate, c'è una lungodegenza già pronta, però non attiva perché manca il personale, e non è la sola, come dire, il solo tallone d'Achille. Sì, è così, è stata già messa, come dire, a regime da 3 anni, purtroppo per mancanza di medici e personale paramedico non siamo riusciti ad aprirla, nonostante ci sia tutta l'attrezzatura già da tempo sistemata nel reparto. Noi abbiamo bisogno, ecco, di un'inversione di tendenza, che è quella di fornire il personale a questo ospedale,
fornire le apparecchiature, perché non è possibile che per una gara bisogna aspettare anni. E allora, se ci sono queste cose, noi diamo una mano alla sanità della provincia di Cosenza e quella di Crotone, decongestioniamo quegli ospedali hub e diamo davvero la possibilità alle nostre popolazioni, quella di San Giovanni e dei paesi limitrofi e del comprensorio sciistico di Camigliatello e Lorica, a poter venire a San Giovanni in Fiore e trovare un'assistenza al passo con i tempi. Noi abbiamo grandi professionisti, questo ospedale ha fatto scuola nel corso degli anni, abbiamo avuto fior di primari, io ne ricordo tanti nel settore della chirurgia per esempio, e quindi c'è la necessità che questo ospedale venga ripotenziato. Noi non chiediamo un policlinico universitario, caro direttore, noi stiamo chiedendo di avere un ospedale che possa dare i livelli essenziali di assistenza, così come è necessario mettere mano alla medicina del territorio. Non è possibile che oggi 4 specialisti sono andati via e non vengono rimpiazzati, cioè se non diamo una mano alla medicina del territorio è chiaro che gli ospedali vanno in crisi. Allora c'è questa necessità. Io mi auguro che il Ministro, perché a questo punto mi rivolgo solo a lui, e ha fatto bene il Presidente della Conferenza dei Sindaci, il collega Flavio Stasi, a nome di tutti i sindaci della provincia di Cosenza, a chiedere un incontro urgente con Speranza. C'è la necessità di un'inversione di rotta e di un piano straordinario di emergenza per la sanità calabrese, altrimenti il rischio è che davvero gli ospedali chiudano. Direttore, allora da San Giovanni è tutto, qui c'è questa forte mobilitazione, l'ospedale non deve chiudere, deve essere potenziato, l'ospedale ha tutte le credenziali per rispondere alle esigenze del territorio, però la sola volontà non basta, c'è bisogno che qui le piante organiche abbiano i professionisti, c'è bisogno anche che la politica ridisegni il territorio. È tutto e ti restituiamo la linea, un grazie a Mario Scarpelli per essere stato con noi, per essere stato il fulcro di questa trasmissione, perché ci ha fatto vedere anche l'interno di questo ospedale e dei servizi che anche noi siamo rimasti un po' sorpresi, perché sono davvero servizi all'avanguardia. Grazie Rosalba, grazie a Mario, ottimo contributo video, a quanti ci hanno ospitato. Vi raccontiamo ogni martedì questa realtà ospedaliera calabrese, ci spostiamo in area della Calabria, facendovi vedere quali sono le risposte del sistema sanitario regionale, che vive un momento di grande tormento e anche mancanza proprio di idea di quello che si vuole effettivamente fare. Ci vorrebbe un management forte, deciso, capace, perché ogni qualvolta c'è un problema, lo avete sentito anche dal sindaco di San Giovanni in Fiore, siccome i sindaci sono i primi interlocutori dei cittadini, vengono sollecitati, i sindaci cosa possono fare? Nulla, si riuniscono in assemblea e chiedono l'intervento del ministro. Il ministro però, il ministro Speranza, si è insediato già da qualche mese, ma nonostante le sollecitazioni che arrivano dalla Calabria non ha inteso, come dire, rispondere, prendere coscienza del problema, di restituire ai nostri corregionali, come dire, la speranza, e qui gioca la parola col cognome del ministro, per una sanità migliore. Quelli di prima ci hanno provato, hanno messo in campo questo decreto, poi è diventato legge speciale, ma non ha prodotto i risultati sperati. Ci sono aziende sanitarie e ospedali senza guida da tanto tempo, insomma non si sa come bisogna muoversi, come bisogna agire, come bisogna reagire. I cittadini devono reagire, devono far sentire la loro voce, perché altrimenti non cambierà mai nulla. Grazie al Presidente di Demoscopica, ci ha offerto attraverso la sua indagine uno spaccato della sanità calabrese, speriamo che domani sia migliore. Sì, grazie a voi per questa opportunità. Sicuramente paese che vai, salute che trovi, si dice. Io spero e auspico un paese più consapevole per avere in qualche modo anche una
una sanità più consapevole. Stasera in questa circostanza, in questa puntata abbiamo avuto, diciamo, uno spaccato di luci e ombre di un sistema sanitario. Mi pare che l'ospedale di San Giovanni in Fiore rappresenti, no? Assolutamente plasticamente sì. La situazione che vive oggi la sanità in Calabria. Ci sono come dire, gli sforzi e si vedono organizzativi anche per dare risposte celeri e in maniera civile ai cittadini, ma ci sono dall'altra una serie di carenze che si toccano con mano e che nonostante gli appelli ancora non si riesce a risolvere tanti problemi. È tutto, martedì prossimo altra tappa, altro ospedale, altre problematiche. Arrivederci.